21° anniversario della legge del 2004 che ha sancito formalmente la conservazione della memoria della tragedia delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Si rinnova anche quest'anno il ricordo a Gaiarine. È una data importantissima che ha dato finalmente dignità alla storia di questi 300-350 mila italiani esuli e soprattutto ai martiri delle foibe. È importante anche per noi figli, nipoti di esuli di seconda e terza generazione avere la possibilità di raccontare quella che è stata la storia anche delle nostre famiglie, di una scelta di abbandonare tutto pur di rimanere italiani e di avere la possibilità, soprattutto per i propri figli, per i propri nipoti, di avere un futuro. La mia famiglia fosse rimasta al di là del confine, nel 1990 mi sarei trovato a imbracciare un fucile a combattere la guerra nella ex Jugoslavia. Invece nel 1990 ero un ragazzino studente universitario all'Università di Padova. Alla cerimonia presente l'europarlamentare Cisint, l'onorevole Ingrid Bisa, con la consigliera regionale Sonia Brescaccin e il presidente della provincia Stefano Marcon e una rappresentanza di sindaci e assessori dei comuni limitrofi a Gaiarine. Abbiamo voluto fortemente dedicare alle vittime delle foibe un parco e un monumento. È notizia tra l'altro di questa notte che proprio a Basovizza hanno imbrattato un monumento a ricordo delle foibe. Significa che ancora non ci siamo, che c'è ancora tanto da fare e che dobbiamo continuare ad insistere e non mollare un millimetro e andare avanti sempre così, ricordare, far memoria e trasmettere ai nostri ragazzi. Tutte le persone che sono venute a mancare non avranno un loro riscatto finché noi continueremo a non parlarne, quindi la memoria va tenuta viva e soprattutto noi ragazzi dobbiamo studiarlo, dobbiamo impararlo, perché spesso si danno per scontate queste cose quando in realtà non sono per nulla scontate.